C'entro anch'io, c'entro anch'io. Ben ritrovati, in apertura di questa puntata vi raccontiamo una figura di prigioniero in bronzo dorato che è conservata nel Museo di Santa Giulia. Rinvenuta nel 1826 nell'intercapedine occidentale del Capitolium, la figurina doveva rappresentare un prigioniero di guerra, spogliato della propria dignità umana e vestito solo di lacerna, un indumento di origine barbarica. Doveva essere l'applique di una quadriga bronzea e far parte di un grande gruppo bronzeo comprendente la Vittoria Alata, posizionato nell'area del Foro di Brixia, celebrativo forse di un personaggio di epoca Flavia o dello stesso imperatore Vespasiano. Ed eccoci di nuovo qui con il detto di oggi, tac co tate crape. Che significa? Che vuol dire? Lo scopriamo insieme. Maria Elisa, come te la cavi col dialetto? Insomma, così così. Sei bresciana? Sì, cioè adottiva, perché sono nata qua ma dopo me ne sono andata. Sì? Sì, Brescia non mi piaceva troppo. Beh, adesso ti piace, è cambiata, è bella. Cambiata, pulitissima e perfetta. Poi studio qua, quindi mi tocca stare qua per Sei forza. andata? Sono andata sul lago di Garda, me ne sono Ah, andata. e chissà che mi credevo io dall'altra parte del mondo. Devo leggere. Allora, sì, questo è un touch, ok? Come il touch screen, ok? Prova a leggere. Tachko, tate crape. Tocca la testa? Sì. No? Tate? No, non tocca, tante. Tante teste. Tate, quindi sarà tante. Sì. Crape. Che Le crape sempre la testa, è no? sinonimo. Sinonimo di testa. Lo riconoscete, grande campione del rugby di qualche annetto fa. Gianni Del Bono qui a Teletutto per Centro Anch'io. Oltre ad essere campione del rugby, ma magari è anche campione del dialetto, ogni tanto le capita di parlarlo. Sì, ma quasi sempre dialetto, è la mia lingua. Ma lo parlava anche in campo all'epoca, quando passate che vede la... Sì, anche, sì. Quando non ci sono freni viene fuori tutto, no? Ora le cose più genuine sono in dialetto, no? Tutte le botterelle che si è preso in tanti anni di carriera le ha assorbite tutte. Però qualcosa è rimasto, Infatti sono un po' claudicante. Io quando passo l'aeroporto suona tutto perché ho un ginocchio al titanio, per cui arrivano i poliziotti che mi puntano la pistola perché... Ragazzi, sono le conseguenze del successo del campione, dei successi sportivi. Sono il costo della fame o della fama. Senta, tacco tate crape, sa che significa? Tante teste, tante cappe in senso di intelligenza, non so, di comprendonio, no? Una cosa così. Quindi anche all'epoca per vincere le partite bisogna avere la forza fisica ma anche il cervello. La söcola che vuol dire sempre. Tacco tate crape sono due sinonimi, no? Co la testa, crape la testa, ovvero tante teste, tante opinioni. Quindi quando ci si trova in gruppo ognuno la pensa come preferisce ed esprime la propria opinione ed è fonte di arricchimento. Grazie per essere stati con noi, la parola ai nostri simpatici ragazzi, alla prossima, ciao! Ciao Lorenzo, ti è mai capitato di fare un cul martel? Che cos'è il cul martel? È il cul martel. È la capriola, la giravolta. C'entro anch'io.